Grazie alla collaborazione tra Acli Veneto e Acli Treviso, con il patrocinio di Comune e Provincia, il pubblico potrà visitare gratuitamente il complesso dell'ex convento di Santa Chiara, oggi sede del liceo artistico statale. L'iniziativa è bella perché parte dalle Acri della Sardegna, l'associazione Imago Mundi, che poi ha pubblicizzato su tutto il territorio nazionale la riscoperta dei luoghi nascosti. La manifestazione, giunta alla 29esima edizione, coinvolge quest'anno 89 comuni in 19 regioni italiane con oltre 800 monumenti aperti. Il tema del 2025, dove tutto è possibile, invita a riscoprire il patrimonio culturale con occhi nuovi, creando connessioni tra passato e futuro. Il complesso trevigiano, un tempo convento delle Clarisse, poi stazione postale, magazzino e infine collegio, è uno dei luoghi più significativi della città, testimone di secoli di trasformazioni. Dal 1975 ospita il liceo artistico e conserva ancora oggi tracce dell'intervento architettonico firmato da Luciano Gemin, allievo di Carlo Scarpa. A guidare i visitatori saranno proprio gli studenti dell'istituto. Scopriremo ad esempio che sono ancora presenti delle opere legate al periodo in cui questa nostra scuola è stata anche la sede dell'Istituto Femminile Turazza, ad esempio una statua di Giovanna d'Arco che adorna il nostro cortile ex chiostro e che doveva svolgere la funzione di stimolo per le turazzine che qui si formavano e imparavano anche un mestiere. Dopodiché abbiamo le ombre in rete dell'artista Martinelli che ci ricordano la fondamentale importanza della dinastia della famiglia Botter. Ma anche opere che sono la donazione degli artisti che hanno esposto nella Galleria dell'Artistico, che hanno incontrato i ragazzi, che quindi hanno fatto formazione e in cambio ci hanno lasciato un'opera. Noi abbiamo un tesoretto di più di 100 opere che è anche importante.